Pedemontana Veneta, l'indagine della Procura di Vicenza, 12 persone dovranno difendersi dall'accusa di inquinamento ambientale, omessa bonifica e mancato ripristino delle aree interessate dai lavori. In 5.000 a Santa Giustina per l'addio ai carabinieri uccisi, intanto Davide Bernardello è tornato a casa, il feretro è arrivato ad Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche, accolto da 2 ali di folla commossa. Scontri tra 200 tifosi del Verona e gli ultra del Pisa prima del match di Serie A nella città toscana, guerriglia urbana, intervenne la polizia, 2 tifosi veneti feriti e ricoverati all'ospedale. Clamore attorno alla storia della 79enne che ha lasciato in eredità oltre 1 milione di euro a Casa Fenzi dopo una vita apparentemente modesta. Elezioni regionali, il segretario di Fratelli d'Italia De Carlo detta la linea, nessun capolista. Da Padova via la campagna dei 5 Stelle per Manildo, Rovigo Stefani lancia la carta Veneto. Con un aumento di passeggeri che ormai si calcola in milioni e le Olimpiadi alle porte, i sindacati denunciano all'aeroporto di Venezia una carenza d'organico insostenibile e annunciano uno sciopero di 24 ore. Una volta era la lussuosa dimora del presidente del Veneto Giancarlo Galan, sono seguiti la confisca e 10 anni di chiusura. Ora Villa Rodella a Cinto Euganeo riapre ai cittadini. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Inquinamento chimico nei lavori della Pedemontana Veneta. 12 persone dovranno difendersi dall'accusa di inquinamento ambientale, omessa bonifica e mancato ripristino delle aree interessate dai lavori. Acque superficiali e sotterranee contaminate da sostanze chimiche della famiglia dei PFAS in alcune gallerie della Pedemontana Veneta. La Procura della Repubblica di Vicenza ha notificato la conclusione delle indagini preliminari ai 12 indagati delle società responsabili della realizzazione dell'opera. Alla base dell'inquinamento rilevato ci sarebbe l'errata procedura di realizzazione delle gettate di calcestruzzo attraverso l'impiego di un additivo chimico accelerante. Si tratterebbe dell'acido perfluorobutanoico che sarebbe stato impiegato in concentrazioni superiori ai limiti di legge. Sarebbe stato impiegato in modo errato nelle gallerie di Malo nel territorio di Castelgomberto e quella di Sant'Urbano a Montecchio Maggiore. L'omessa bonifica al termine dei lavori avrebbe permesso così la contaminazione delle acque, una tecnica costruttiva impiegata anche in altri ambiti infrastrutturali del Veneto monitorato dall'ARPAV. Per questo la Regione aveva avviato già nel 2021 una serie di ispezioni e verifiche imponendo prudenzialmente la sostituzione del prodotto incriminato. La complessa indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria ha esaminato i lavori eseguiti tra il 2021 e il 2024. I responsabili tecnici e i direttori di cantiere indagati del consorzio SIS e di SPV SPA dovranno rispondere a vario titolo per i reati di inquinamento ambientale e omessa bonifica. Sono peraltro ancora in corso ulteriori approfondimenti per stabilire la filiera decisionale e quella delle responsabilità. Torniamo alla tragedia, alla strage dei carabinieri di Casteld'Azzano, migliaia le persone che ieri hanno partecipato al funerale. Media Nord-Est ha seguito in diretta tutta la cerimonia tra applausi, silenzi e tanta emozione. Un enorme, emozionante e sincero abbraccio collettivo. A Padova i funerali dei 3 carabinieri morti nella strage di Casteld'Azzano sono stati una drammatica quanto irripetibile dimostrazione d'affetto nei confronti di questi 3 eroi e dei loro familiari. Nella Basilica di Santa Giustina, sul Sagrato e davanti ai maxi schermi allestiti in Prato della Valle, 5.000 persone hanno seguito con gli occhi lucidi la cerimonia. Dalle più alte cariche dello Stato, tutte presenti, ai molti ministri, alle centinaia di uomini e donne delle forze dell'ordine, ai semplici, si fa per dire, cittadini. Sono i migliori figli d'Italia. Guardi, cosa vuole che aggiungiamo a questa compostezza dei familiari nel dolore, nella dignità? È un esempio per tutta l'Italia, credo. La compostezza e la dignità nel dolore dei familiari mi ha veramente colpito in maniera profonda.
Padova ha trattenuto il respiro per un giorno, strade chiuse, tram sospeso, tanto silenzio, dalla camera ardente del mattino alle esequie del pomeriggio, in mezzo un lungo e muto corteo funebre che ha attraversato la città, una cerimonia pubblica con il picchetto d'onore, con tante autorità, ma nello stesso tempo semplice, umana, intima, anche se la parola suona fuori luogo. Abbiamo perso dei tre uomini che hanno adempiuto il loro dovere in modo esemplare, quindi poi la testimonianza non solo delle massime autorità dello Stato, ma avete visto tanti cittadini che applaudivano, erano tutti vicino a questi tre ragazzi. Ora la cosa più importante, l'hanno detto tutti, bisogna stare vicino alle famiglie. E poi gli applausi, tanti, soprattutto al Presidente della Repubblica, che con la sua umanità, i suoi abbracci consolatori ai familiari delle vittime, ha colpito al cuore e rotto il rigido protocollo. È l'abbraccio che unisce lo Stato alle famiglie perché non si sentano sole. Ed intanto è tornato a casa il feretro di Davide Bernardello, oggi a Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche, è stato accolto da 2 ali di folla. Davide Bernardello è tornato a casa. Ad accoglierlo dopo i funerali di Stato, i picchetti d'onore, gli amici di Arsego e la sua gente, la sua comunità. Un lungo minuto di applausi da parte di una folla commossa ha salutato il feretro e il suo rientro nella frazione di San Giorgio delle Pertiche, dove Davide riposerà. I volti illuminati dai lampeggianti delle auto di servizio e dal drappello che ha accompagnato l'appuntato nel suo ultimo viaggio sono quelli di chi ha visto Bernardello nascere e crescere e di chi non lo dimenticherà mai. Proprio una stretta collaborazione fra l'amministrazione del sindaco Daniele Canella e la famiglia di Bernardello ha permesso di gestire al meglio l'organizzazione della storica Fiera di Arsego e di altre iniziative del paese. La fiera si svolgerà come chiesto dai familiari del carabiniere ex scomparso e in segno di lutto non ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio. 2 tifosi del Verona ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa dopo i tafferugli vicino allo stadio con gli ultrapisani prima della partita di Serie A in programma nel pomeriggio. I 2 feriti sono stati soccorsi per ferite lacero-contuse e trauma cranico più contusioni fortunatamente lievi. Non è chiaro se le lesioni siano state causate dagli scontri con i pisani o nei contatti con la polizia intervenuta per difendere e disperdere i tafferugli tra gli ultras. Le 2 tifoserie erano venute in contatto in un'area della città. A Conegliano ora, dove ha destato parecchio clamore la storia di Anna Maria Battistuzzi, la donna morta all'età di 79 anni che ha lasciato in eredità oltre 1 milione di euro a casa Fenzi dopo una vita apparentemente assai modesta. E come tutte le cose inaspettate ti colgono un po' di sorpresa, ma ti lasciano assolutamente un piacere. Ecco, mi avrebbe fatto piacere conoscere la signora Anna Maria un po' di più. Questo l'unico rammarico del presidente di Casa Fenzi, il centro servizi di Conegliano al quale Anna Maria Battistuzzi, 79 anni, ha devoluto tutta la sua eredità, 1 milione di euro e 4 immobili. La partita, ora in mano al notaio, si attendono comunicazioni ufficiali sui dettagli e sul preciso ammontare dell'asse ereditario. Resta una storia di generosità, ma non solo. Battistuzzi conduceva infatti una vita appartata, quasi invisibile, segretaria prima e poi colf. La donna era un'abile risparmiatrice e nessuno nemmeno immaginava potesse avere un patrimonio così ingente. Da quello che ne sappiamo noi, conduceva una vita normalissima, senza
senza eccessi, anzi molto, molto riservata tra l'altro, quindi è una cosa che deve far riflettere. In passato Anna Maria aveva anche tentato di entrare a Casafenzi, ma poi si erano rese necessarie altre soluzioni. La patologia della signora era tale per cui non avevamo una struttura idonea ad accoglierla in quel momento e di conseguenza è andata addirittura proprio a Piacenza, quindi si è allontanata molto dal territorio probabilmente per trovare una struttura idonea per curare al meglio le sue problematiche. Una vita vissuta con discrezione che ora diventa lascito collettivo. A Casafenzi l'eredità di Anna Maria, a meno che non emergano precise volontà, servirà a far decollare i progetti di co-housing per anziani in procinto di essere avviati. Sinceramente mi sono fatto questa domanda del perché lei si sia rivolta a noi come beneficiari e credo sia stata un riconoscere un qualcosa alla città dove aveva sempre vissuto e al contempo un riconoscersi magari in delle persone che come lei avevano una fragilità, potevano essere da sole, potevano essere anziane e quindi ha dedicato il frutto della sua vita a loro. La politica, ora sanità, opere pubbliche e consumo di suolo sociale sono i temi della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle che a Padova ha presentato le liste di candidati per ogni provincia. Il Movimento 5 Stelle lancia da Padova la sua campagna elettorale. Nessun politico di professione nelle liste, ma professionisti, artigiani, studenti, con la solita parola d'ordine che contraddistingue il movimento: partecipazione. Il nome più nuovo è quello di Marco Pacagnella, presidente di Federcontribuenti, candidato nominato direttamente dal presidente Giuseppe Conte. Eravamo la locomotiva d'Europa e adesso si sta spegnendo comunque la caldaia perché le aziende stanno chiudendo. La regione non sta facendo sufficientemente bene comunque per poterle mantenere e poi basta consumo di territorio, basta pedemontane che dovevano essere pagate dai privati mentre i privati non hanno tirato fuori un centesimo. Una campagna che mette il presidente uscente Zaia nel mirino insieme alla sanità e a opere giudicate troppo costose e realizzate senza coinvolgere i veneti, come la pedemontana. Tra gli slogan anche uno direttamente contro Zaia. Un termine che viene normale quando un veneto deve farsi 210 giorni di attesa per una visita per una figlia, e ho un mio amico che mi ha portato la sua visita di prenotazione al CUP, che non è possibile, una settimana da privato. Non è possibile che si costruisca una statale, un'autostrada pedemontana veneta che doveva costare, come ha detto il nostro deputato Enrico, 800 milioni e costerà 13 miliardi alla fine dei 39 anni. Quindi capite che abbiamo preso in giro i veneti. Il movimento sostiene Giovanni Manildo come candidato presidente, che spiega di avere uno stile diverso, meno aggressivo e più pacato, ma non per questo meno deciso. Abbiamo lavorato bene un anno, anche prima che ci fossi io. Ci sono dei punti fondamentali: sanità pubblica, ambiente, sviluppo economico, attenzione al lavoro dignitoso, sicurezza del lavoro, legalità, giustizia sociale. Cioè, ci sono tantissimi punti concreti dove grazie all'apporto e alla competenza anche dei candidati dei 5 Stelle possiamo creare futuro e ricreare una fiducia e una visione del Veneto migliore. Rush finale per la chiusura delle liste con Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, che nei nostri studi conferma la strategia tanti amministratori e nessun capolista, come invece succede per Lega e Forza Italia, questo in attesa di Giorgia Meloni. Oggi Fratelli d'Italia non ha paradossalmente nemmeno bisogno di un capolista, tanto sono forti le liste in ciascuna provincia che oggi possiamo ragionevolmente pensare ad alchimie che non siano riempire la lista, e quindi credo che questo sia una cosa straordinariamente importante per chi come me preferisce gestire sempre l'abbondanza piuttosto che la penuria. Per il partito della Premier sono quindi lontani i tempi in cui si faticava a chiudere le liste, talmente lontani che oggi non c'è nemmeno la necessità di ricorrere a un capolista, cosa che per inciso la Lega fa con Luca Zaia e Forza Italia con Flavio Tosi. Quella di Luca Zaia, numero 1 dei meloniani in Veneto, sembra dunque una stoccata agli alleati del centrodestra, ma lui, ospite delle nostre emittenti, la spiega così.
È una stoccata chi dice che Fratelli d'Italia non ha classe dirigente. Ce l'abbiamo, lo dimostreremo e lo dimostreranno le preferenze che usciranno in ciascuna delle province. Alleati tra i quali c'è però un'innegabile competizione interna. Al Palageox lo stesso Salvini ha chiesto alla sua Lega di essere primo partito in Veneto. Salvini fa il suo gioco, è quello di spronare le truppe, soprattutto per recuperare quel gap che esiste a politiche ed europee che vede Fratelli d'Italia in questo momento oggettivamente più avanti. E per rimanerci più avanti, Fratelli d'Italia punta molto, se non tutto, sugli amministratori locali. A Treviso, come da prassi, è scattato il commissariamento della segreteria provinciale, visto che Claudio Borgia è candidato. Con me c'è per esempio Marco Della Pietra, che è il sindaco di Spresiano, c'è Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna, c'è la Silvia Rizzotto, già sindaco di Altivole e consigliere regionale. Probabilmente ci sarà l'assessore di Godega di Sant'Urbano, Francesca Rigo. Insomma, ci sono dei nomi su cui si sta discutendo. L'ultima parola sui nomi spetterà al direttivo regionale, poi la presentazione delle liste provincia per provincia in attesa di Giorgia Meloni. Adesso stiamo cercando una data che non riusciamo a programmare già adesso, visto che tanti sono gli impegni che Giorgia ha nella conduzione di questa nazione. Comunque mi sento di dirla con assoluta tranquillità che insomma o alla chiusura o comunque a ridosso della chiusura Giorgia Meloni sarà in Veneto. Un biglietto da 10 euro al mese da usare sui mezzi pubblici del Veneto, riservato a studenti di ogni grado individuati sulla base del reddito. È la Carta Veneto presentata oggi dal candidato di centrodestra alla presidenza della regione Alberto Stefani in un punto stampa nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo. Carta Veneto, ha detto Stefani, permetterà di utilizzare i mezzi pubblici ad un costo davvero accessibile, avrà un impatto positivo sia sulla tutela dell'ambiente sia sui conti delle famiglie. Nei piani del candidato consentirà l'accesso a treni regionali, bus, filobus, metrobus e vaporetti e sostituirà gli abbonamenti ad oggi in vigore per appunto gli studenti di ogni ordine e grado. Con un aumento di passeggeri e le Olimpiadi alle porte, i sindacati denunciano come la carenza di organico dell'aeroporto Marco Polo di Tessera stia diventando insostenibile. All'orizzonte un nuovo sciopero di 24 ore. Aumentano i passeggeri, aumenta la volumetria del terminal, se ne fa ampia pubblicità, però il personale si riduce o addirittura dà le dimissioni. Una controtendenza che per noi non deve essere accettata. A giorni sarà comunicata la data di uno sciopero di 24 ore all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Le differenze affiorate all'incontro tra Save e Fit Cisl del Veneto sono state definite abissali dal sindacato. Da tempo, secondo il sindacato, a far funzionare il terzo scalo aeroportuale italiano c'è troppo poco personale, circa il 30% in meno di ciò che servirebbe. In una situazione destinata a peggiorare l'anno prossimo, quando tra gli altri eventi bisognerà gestire anche gli arrivi di giochi olimpici e paralimpici. Le persone danno le dimissioni perché non trovano un ambiente sano, un ambiente equilibrato e soprattutto uno stipendio adeguato alle competenze. Tra arrivi, partenze e transiti si stima che nel 2025 passeranno per l'aeroporto di Venezia 12 milioni di passeggeri. Appena 3 anni fa erano solo, si fa per dire, 9 milioni, cioè tutta la popolazione dell'Austria. Nel 2028 ce ne saranno 4 milioni in più, come se si aggiungesse l'intera Croazia, per un totale di 13 milioni e mezzo di passeggeri l'anno. L'organico addetto al funzionamento del Marco Polo, con compiti che vanno dall'amministrativo allo smistamento bagagli fino all'assistenza a persone a ridotta mobilità, si aggira mediamente sulle 350 persone. 350 persone in un luogo in cui ne transitano giornalmente 33.000, cioè una città quasi delle dimensioni di Belluno. Poi cosa avete chiesto a Save? Noi chiediamo, come sempre, prima di agire, di sedersi al tavolo, di avere un confronto vero e non, diciamo così, un modo per allontanare le risposte. Ma quando voi dite a Save che in così pochi non ce la si può fare a tenere un aeroporto così grande, cosa vi rispondono? Loro ci rispondono che riescono tranquillamente a farlo, solo che le persone si rivolgono al sindacato lamentando la situazione e le condizioni di lavoro.
Una volta era la lussuosa dimora dell'allora presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, poi caduto in disgrazia. Sono seguiti la confisca e 10 anni di chiusura. Ora Villa Rodella riapre ai cittadini. Dopo 10 anni Villa Rodella apre le porte ai cittadini, 10 anni di trascuratezza e abbandono per quella che era stata la lussuosa abitazione di Giancarlo Galan, poi confiscata e assegnata alla Fondazione Essenziale, che ha presentato un progetto di recupero e di utilizzo sociale dell'immobile di Cinto Euganeo, una villa immersa nei colli che ospiterà eventi e attività sociali, insomma sarà a disposizione della comunità. I cancelli erano stati aperti, ma solo per poche ore e per utilizzare una piccola parte del giardino 7 anni fa, nel 2018, per un raduno di ciclisti che protestavano contro le mafie. Ora il demanio ha accolto il progetto della Fondazione Essenziale e la villa sarà dedicata a eventi culturali, ma anche a iniziative turistiche legate a ambiente, territorio e legalità. Si guarderà al passato storico dell'edificio lanciando una sfida al futuro, un futuro legato a cultura, laboratori didattici, accoglienza, il tutto non a caso durante le giornate del FAI, il Fondo per l'Ambiente che apre le porte delle ville venete. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre l'appuntamento con le previsioni del tempo di Antenna 3. Arrivederci.